Buonasera, benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di oggi. Sequestrate altre 6 navi della Caronte in Tourist, crescono i disagi nei collegamenti con le isole minori e le preoccupazioni di residenti, sindaci e operatori turistici. La compagnia di navigazione intanto preannuncia ricorso. Falsi invalidi e mazzette. Nel Palermitano scoperto un giro di corruzione per ottenere attestazioni indebite. 6 gli arresti ai domiciliari, un assessore di Partinico. Centinaia le pratiche al vaglio dei PM. A Messina si ipotizza un nuovo caso Cucchi. La famiglia di Enrico Lombardo si è opposta all'archiviazione delle indagini sulla morte del 42enne avvenuta nel 2019 durante un fermo. Venerdì la pronuncia della Cassazione. Conto alla rovescia per la maturità, domani la prima prova scritta per oltre 48.000 studenti. Siamo andati al liceo Lombardo Radice di Catania per raccogliere emozioni e aspettative dei ragazzi. E infine calcio, Serie C in bilico per il Messina. A mezzanotte scadono i termini per l'iscrizione che non è ancora stata perfezionata. Ancora una volta buonasera, benvenuti a questa edizione del TG Sicilia. Lo avete sentito dai nostri titoli, il sequestro di altre 6 navi di Caronte and Tourist Isole Minori crea disagi nei collegamenti e alimenta i timori di residenti e operatori turistici. I sindaci interessati inviano un appello alla Regione affinché si trovino delle soluzioni. La società di navigazione intanto preannuncia ricorso. Ci dice tutto Roberta Lunghi. È un coro di reazioni quello che si è sollevato in seguito al nuovo sequestro da parte della Guardia di Finanza di altri 6 traghetti della Caronte and Tourist Isole Minori, dopo i 3 dello scorso 6 giugno insieme a fondi in contanti. I sigilli erano stati apposti a traghetti ritenuti dalla Procura di Messina non a norma rispetto ai passeggeri con mobilità ridotta. Eppure proprio dalla società Caronte and Tourist in una nota si legge che dopo un dissequestro a seguito di precedente apposizione di sigilli, le navi Ulisse, Elga e Bridge sono state di recente dotate di ascensore, bagni per disabili e di tutti gli accessori necessari per garantire il rispetto delle normative e per portare le navi ai più alti standard del settore. Nel contempo, nella medesima nota, Caronte and Tourist preannuncia che farà ricorso nei confronti del provvedimento della Guardia di Finanza e chiarisce che il sequestro di alcune altre unità è unicamente collegato al valore delle stesse, finalizzato al raggiungimento della cifra prevista nel decreto cautelare dalla magistratura. Al momento, però, i disagi nei collegamenti da Milazzo Colleoli e Trapani Pantelleria e Palermo Ustica hanno innescato la preoccupazione su più fronti a partire da Federalberghi. Noi siamo molto preoccupati perché ovviamente le navi rappresentano per noi una forma di collegamento imprescindibile, perché vengono messe a rischio tutte quelle che sono gli approvvigionamenti, quindi sia dalle derrate alimentari ma anche i carburanti, ma anche il trasporto delle ambulanze, i servizi postali. Il timore è quello che le strutture alberghiere non riescano a rifornirsi di derrate alimentari e non solo, e che i disagi possano produrre cancellazione di prenotazioni. Fortunatamente ancora non abbiamo prenotazioni annullate, però posso dirvi che già dei mezzi con le derrate alimentari sono rimaste bloccate e questi stanno già creando delle difficoltà tanto ai ristoratori quanto alle strutture alberghiere. In una nota congiunta, intanto, i sindaci degli 8 comuni coinvolti lanciano un appello alle istituzioni nazionali e regionali per palesare i timori in merito al rifornimento dei generi di prima necessità per la sopravvivenza delle popolazioni isolane e per il sostegno al fragile tessuto economico e sociale. Sul tema si è espresso l'assessore regionale delle infrastrutture e dei trasporti, Alessandro Aricò, che in un comunicato dichiara di avere attivato i contatti con la compagnia di navigazione e con l'amministratore giudiziario nominato dalla Procura della Repubblica di Messina per verificare come garantire il servizio dei traghetti per le isole minori e non creare disagi a residenti e turisti. Aggiunge inoltre che, a seguito di tali interlocuzioni, la Caronte ha già annunciato l'utilizzo di un traghetto alternativo per il collegamento Trapani-Pantelleria. E adesso veniamo allo scandalo dei certificati di invalidità nel Palermitano. La Guardia di Finanza ha scoperto un giro di mazzette in cambio di falsi documenti per il riconoscimento dell'invalidità civile. Tra gli arrestati ci sono anche i responsabili di 2 commissioni mediche dell'INPS e pure un assessore comunale di Partinico. Il politico che faceva parte della DC Nuova è stato subito sospeso dal suo partito. Sentiamo Manlio Viola.
Falsi verbali per far ottenere a pagamento l'invalidità a chi non ne aveva diritto. È il nuovo scandalo scoperto dalla Guardia di Finanza, che ha ristretto agli arresti domiciliari 6 persone, fra cui anche un assessore comunale della DC Nuova a Partinico, in provincia di Palermo. Gli indagati sono Agostino Genova, 70 anni, è proprio di Partinico, paese nel quale è assessore comunale. È accusato quale coordinatore degli uffici invalidi civili dell'ASP di Palermo, nonché presidente della Commissione Invalidi Civili e della Commissione Ciechi Civili, con l'accusa di corruzione e falso in atto pubblico. Il suo partito lo ha immediatamente sospeso. Gli altri indagati sono Rosario Cammalleri, medico di 74 anni, Pietra Di Fiore, 70 anni, Tiziana Guadalupi, 72, Carlos Battaglia, 58 anni, venezuelano, residente a San Giuseppe Jato, sempre in provincia di Palermo, tutti accusati di corruzione, come anche il rappresentante di un CAF, sempre di San Giuseppe Jato, Calogero Randazzo, di 48 anni. Secondo le indagini, Agostino Genova, in cambio di denaro e altre utilità, avrebbe redatto, anche attraverso documentazione falsa, verbali di riconoscimento di invalidità senza la necessaria verifica dei requisiti previsti. Decine di migliaia di euro in contanti e orologi di valore, tra cui diversi Rolex, sono stati trovati nel corso di una perquisizione a casa sua. Non hanno freni gli indagati nelle intercettazioni. Agostino Genova viene ascoltato dagli inquirenti mentre un gioielliere dice: non trovo un bracciale, oggetto prezioso che gli verrà regalato subito dopo. A una donna chiede 4.000 euro. Chi te l'ha fatto avere l'accompagnamento, le dice. Dalle intercettazioni, scrive il GIP, emerge un sistema consolidato di corruttele che era la regola ormai da decenni. Sarebbe stato scoperto un tariffario preteso dal dirigente medico per l'istruttore delle pratiche di invalidità, in assoluta autonomia, senza il visto collegiale delle commissioni, violando così anche il regolamento e le procedure. Uno scandalo che sembra essere soltanto alle mosse iniziali. Al vaglio degli investigatori, infatti, ci sono centinaia di pratiche di invalidità che si pensa siano state ottenute in questo modo. Restiamo su questa notizia perché la Commissione regionale antimafia aprirà un'indagine conoscitiva sulle modalità appunto di gestione delle commissioni provinciali per l'invalidità civile. Lo annuncia il presidente della Commissione regionale antimafia Antonello Cracolici, a seguito appunto dell'inchiesta per corruzione che ha coinvolto il dirigente dell'ASP di Palermo, Agostino Genova. E adesso invece cambiamo argomento. Un giovane di 24 anni è stato denunciato dai carabinieri di Acireale per aver scippato in via Paolo Vasta un uomo di 52 anni non vedente. Le fasi dello scippo sono state immortalate in un video nel quale si vede il 24enne che si avvicina alla vittima, lo vedete, mentre attraversa la strada sulle strisce insieme al suo fedele cane guida, e con un gesto fulmineo gli strappa violentemente un borsello dalle mani, rischiando di farlo cadere a terra. Insomma, nel marsupio erano custodite anche alcune centinaia di euro, effetti personali e 3 telefoni cellulari per lui di fondamentale importanza, poiché utilizzabili attraverso una particolare attivazione vocale. Dalle immagini i militari sono riusciti ad individuare appunto l'automobile intestata al 24enne che ha ammesso di aver compiuto lo scippo. E adesso parliamo invece della morte di Enrico Lombardo, avvenuta nel 2019 a Spadafora nel Messinese durante un fermo. Secondo la famiglia si tratterebbe di un nuovo caso Cucchi. Venerdì la Cassazione si esprimerà in merito e della vicenda si è interessata anche la senatrice Ilaria Cucchi, che ha dato il suo appoggio ai familiari. Francesco Triolo. Secondo i suoi familiari fu torturato ed ucciso. Per i carabinieri accusò un malore durante le fasi del fermo. La vicenda è quella di Enrico Lombardo, 42enne, morto il 27 ottobre del 2019 a Spadafora in provincia di Messina, dopo essere stato fermato dai carabinieri intervenuti dopo la richiesta della ex compagna. Le fasi, molto concitate, sono state riprese da un video e nonostante l'intervento di 2 ambulanze quella sera, per Lombardo non ci fu nulla da fare. Nell'inchiesta aperta dalla procura di Messina furono tra gli indagati un carabiniere di sanità del 118, ma il GIP ha disposto l'archiviazione. Contro questa decisione la famiglia ha presentato ricorso in Cassazione, supportata dalle associazioni Buon Diritto, Amnesty e dalla senatrice Ilaria Cucchi, che verrà discusso venerdì prossimo. Avvocato, è configurabile un altro caso Cucchi? Ma non lo sappiamo, noi stiamo chiedendo alla Suprema Corte di Cassazione che le indagini vengano riaperte, perché effettivamente ci sono alcuni nodi da sciogliere. Poi sarà l'autorità giudiziaria, a seguito di questa attività investigativa suppletiva,
a verificare se i nostri dubbi siano supportati da prove concrete o sono solo delle illazioni. La famiglia ha messo a disposizione una serie di foto che secondo gli stessi parenti mostrano un corpo martoriato da echimosi, lesioni e ferite in tutte le parti del corpo. Noi pensiamo che i nostri motivi siano validi in quanto le tracce di sangue sono rinvenute sul tonfa, devono avere un riscontro. Dobbiamo sapere a chi appartengono queste tracce di sangue. I RIS di Messina, che all'epoca erano stati investiti della problematica, hanno concluso chiedendo all'autorità giudiziaria di effettuare la comparazione genotipica con riferimento a tutte le altre persone che erano rimaste coinvolte nell'episodio per cui è processo. Associazioni e familiari, in particolare l'ex moglie di Enrico Lombardi, hanno annunciato che venerdì, in occasione del pronunciamento della Suprema Corte, manifesteranno sotto la sede della Cassazione per chiedere di riaprire il caso. La Giunta regionale ha approvato il nuovo codice degli appalti che prevede procedure più snelle, via libera anche alla soppressione di 10 società giudicate inutili e allo sblocco di una parte dei pagamenti attesi dalle imprese. Manlio Viola. Via libera al nuovo codice degli appalti in Sicilia. È uno dei provvedimenti approvati dalla Giunta regionale di governo riunitasi ieri sera a Palazzo d'Orléans. Il disegno di legge introduce una centrale di committenza unica regionale articolata in una centrale di committenza per beni e servizi sotto il controllo dell'assessorato all'economia e una per la committenza degli appalti dei lavori pubblici e dei servizi di ingegneria e architettura, l'ex Urega, incardinata nel Dipartimento regionale tecnico dell'assessorato alle infrastrutture. In particolare il nuovo disegno di legge consentirà di snellire molto le procedure e di ridurre i tempi di approvazione. Prevede l'abrogazione del parere tecnico contenuto nell'articolo 5 della legge regionale 12 del 2011, garantendo così l'allineamento del nuovo codice degli appalti a quello nazionale. Ma la vera novità riguarda la Commissione Lavori Pubblici, in cui arriveranno adesso soltanto i progetti con importo superiore a 30 milioni di euro a fronte dei 15 attuali, consentendo a circa l'80% di questi progetti di andare direttamente in conferenza dei servizi indetta dal responsabile unico del procedimento. Questo garantirà un dimezzamento dei tempi per l'acquisizione dei pareri sui 2 livelli di progettazione previsti dal nuovo codice. Sempre ieri è stato annunciato lo sblocco di risorse per 420 milioni di euro di fondi regionali, mentre continua il riaccertamento di bilancio per i fondi comunitari ed extraregionali in genere. È stato dunque emanato il decreto per il via libera ai pagamenti con fondi già accertati entro la fine di maggio. Infine la Regione ha avviato le procedure di soppressione di 10 aziende regionali ritenute inutili. Si tratta delle vecchie aziende autonome di soggiorno e turismo inattive ormai da decenni. Un'operazione fatta ai sensi della legge 15 del 2005. A curare l'iter sarà l'assessorato all'economia. Il provvedimento riguarda le aziende di 2 città metropolitane, Catania, Cicastello e Messina, e quelle dei centri di Caltagirone, Capodorlando, Cefalù, Erice, Giardini Naxos, Messina, Milazzo e Nicolosi. Andiamo adesso a Taormina perché scontro aperto tra il sindaco Cateno De Luca e la regione su Tao Arte. Ieri sera il Consiglio Comunale ha deliberato l'uscita dalla fondazione. Resta adesso da capire quali saranno le ripercussioni sui grandi eventi nella capitale del turismo siciliano. Sentiamo Francesco Triolo. Ormai tra Cateno De Luca, sindaco di Taormina, e la regione Sicilia è guerra aperta, il fronte caldo è sempre quello degli eventi. Ieri sera il Consiglio Comunale di Taormina ha deliberato l'uscita del comune dalla fondazione Tao Arte e revocato il bene concesso, ovvero l'ex pretura dove sorgeva la Casa del Cinema, dando il via a quello che dovrà essere, nelle intenzioni della nuova amministrazione della Perla, una fondazione tutta nuova. Una decisione che lascia di fatto solo la regione Sicilia come socio, visto che 1 anno e mezzo fa lo stesso De Luca, allora sindaco di Messina, aveva forzato la mano per far uscire anche il comune di Messina dalla fondazione Tao Arte. Il motivo del contendere è la mancata proposta di modifica dello statuto, una decisione sulla quale De Luca potrebbe comunque anche fare un passo indietro se venisse definita la modifica allo statuto, dando pari dignità di rappresentanza a Taormina e il conferimento dei beni di proprietà della regione alla fondazione. Il riferimento è a Palazzo Ciampoli. Le conseguenze in ogni caso non saranno immediate. In questa fase De Luca ha detto che non intralcerà i lavori di programmi di Taormina Arte e del Taormina Film Festival per il 2023. L'effetto di questa decisione probabilmente si avrà nell'organizzazione della stagione 2024.
In tutto questo la Regione resta in silenzio. De Luca ha chiesto di commissariare la fondazione, ma né l'assessore regionale al turismo Elvira Amata né tantomeno il presidente della Regione Schifani hanno preso posizione. L'unica reazione che filtra è che sarebbe pronto l'atto per impugnare la revoca dell'ex pretura, dove è già stata cambiata la serratura. E intanto si lavora all'ipotesi dei tornelli in via Teatro Antico per impedire l'accesso nelle serate in cui sono previsti i grandi eventi organizzati dai privati. Su questo De Luca è stato chiaro: nessuno sottovaluti la minaccia di chiudere gli spettacoli dal 1° luglio. Cambiamo adesso argomento. Al via domani le prove per la maturità di quasi 50.000 studenti siciliani. I maturandi ai nostri microfoni si mostrano apparentemente tranquilli in attesa di scoprire le tracce della prima prova scritta. E poi stasera a mezzanotte tutti davanti alla scuola con una canzone in sottofondo per allontanare le ansie della vigilia. Sentiamo Roberta Lunghi. Una vicepreside emozionata forse tanto quanto i ragazzi, perché si ritorna agli esami di maturità pre-Covid in senso pieno. Sì, siamo ritornati alla normalità. Una normalità tanto agognata che riporta gli studenti a vivere gli esami di maturità come all'epoca del pre-Covid, con entrambe le prove scritte preparate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Per i 48.580 candidati in Sicilia negli istituti sedi di esame è tutto pronto per accogliere gli studenti reduci da anni davvero difficili. I ragazzi hanno sofferto di più, ci viene di pensare, rispetto a tutti gli altri, in quanto proprio il terzo anno, che è l'anno più importante per il percorso liceale, sono rimasti a casa, quindi con la didattica a distanza. Il conto alla rovescia è ormai fatto di ore, perché domattina si inizierà con la prima prova scritta, quella di italiano, ed immancabili arrivano previsioni e auspici. Mi aspetto Italo Svevo, in particolar modo la coscienza di Zeno, perché è il primo centenario dalla pubblicazione. Io più della coscienza di Zeno, punto ai 160 anni dalla nascita di D'Annunzio. Vorrei che uscisse appunto Italo Svevo, la coscienza di Zeno. Con Svevo, superstar, le studentesse di questo liceo catanese raccontano di questa vigilia non particolarmente contraddistinta dall'ansia, di fatto però per tutti l'attesa e anche per una stappata liberatoria. Stapperemo davanti alla scuola, noi come tante altre scuole, e sicuramente sarà un momento di coesione tra noi studenti. Si stappano e si beve poco, perché altrimenti domani come fate? Torniamo a casa presto. Dopo la stappata però ognuno farà i conti con letto e cuscino, e lì i pensieri in fondo accomunano tutte le generazioni. Parola di una docente membro interno d'esami. C'è sempre l'emozione della notte prima degli esami, c'è sempre, quindi noi cerchiamo di dare quella forza in più ai ragazzi, quella motivazione in più per poter lavorare bene e serenamente. Per gli studenti di un altro liceo lei sarà un commissario esterno, metterà paura? Ma non credo, io ricordo sempre gli esami di Stato che ho fatto io più di 30 anni fa, quindi la prima cosa che penso è immedesimarmi in questi studenti. 3 commissari interni e 3 esterni, un presidente di commissione esterno, 2 gli iscritti e poi gli orali, in una affascinante prova di oratoria su argomenti interconnessi tra le varie materie che partono da un documento assegnato. Ma non sarebbe notte prima degli esami senza una canzone che un po' ci spiazza, ma che commuove pensando al viaggio che aspetta questi ragazzi, ovvero il loro futuro. Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre o un secondo. Noi ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra poco con il calcio e soprattutto parleremo del futuro del Messina in Serie C. A tra poco. Seconda e ultima parte del TG Sicilia, e allora parliamo di sport, di calcio. Fiato sospeso per il Messina, perché a mezzanotte di oggi scadranno i termini per l'iscrizione alla Serie C. Il futuro del club è appeso ad un filo, come ci dice Sergio Colosi. Ultime ore di attesa e poi si conoscerà il futuro del Messina. C'è tempo sino alla mezzanotte di oggi per completare l'iscrizione, comprensiva degli adempimenti economici e burocratici. Il silenzio scelto dalla società nella giornata di ieri è proseguito oggi e riguarda sia il presidente Pietro Sciotto, il cui cellulare squilla senza alcuna risposta, che i suoi più stretti collaboratori.
Questo è un segnale interpretato negativamente in città, a meno di clamorosi colpi di scena. Ai timidi segnali positivi giunti nei giorni scorsi dalla segreteria giallorossa si sostituisce un silenzio irreale ma allo stesso tempo assordante. Nessuna comunicazione, nessuna indiscrezione, con Sciotto chiuso nel suo quartier generale a Giammoro dopo il suo disimpegno dal Messina annunciato il 18 maggio e poi confermato lo scorso 15 giugno per l'esito negativo delle trattative con Mannino e Ilari, che lui stesso però non ha certamente agevolato, chiedendo somme ingenti per la sua buonuscita con una massa debitoria incerta. Entro la mezzanotte di oggi il club peloritano è obbligato al versamento di oltre 1 milione di euro per ottemperare alle richieste federali del pagamento degli stipendi e dei contributi ai tesserati relativamente al trimestre aprile, maggio e giugno, certificandolo a Lega Pro e Covisoc tramite bonifici bancari. Termine altrettanto perentorio per la tassa di iscrizione di 60.000 euro al torneo di terza serie e per la fideiussione da 350.000 euro a garanzia dei futuri esborsi, della quale al momento continua a non esserci traccia. Dall'iscrizione o meno alla prossima Serie C dipende il futuro di Sciotto nel Messina Calcio, se proseguire da solo oppure cedere la società, ma questo tema è successivo e fortemente condizionato dall'esito del primo. Non ci sono altre notizie, questa edizione del TG Sicilia termina qui, grazie per averci seguito, una buona serata a tutti voi.